Siamo qui con il vice allenatore del Genoa, Simone Martinelli, mister 3-0, grande vittoria, grande prestazione delle ragazze. Sì, le ragazze sono state oggi veramente molto brave, hanno fatto un'ottima prestazione sia dal punto di vista dell'atteggiamento, il temperamento che hanno avuto tutta la partita, la grande attenzione che hanno messo ogni minuto. È stata una partita ben giocata, ricca di contenuti, sono state veramente brave. Volevo soffermarmi sulle prestazioni di una ragazza, Bettalli, che oggi era davvero ovunque, grande prestazione la sua oggi. Sì, Gina la conosciamo, è ovunque nel campo, però anche tutte le compagne sono state veramente molto brave. Adesso c'è voglia di proseguire la striscia di vittorie, prossima partita contro la San Marino Academy, cosa si aspetta? Sì, sicuramente San Marino è una trasferta impegnativa, oggi hanno vinto, quindi saranno anche galvanizzate, però noi dobbiamo guardare il nostro percorso, continuare così e fare prestazioni come quella di oggi. Grazie mille, mister. Siamo qui con il tecnico del Brescia, Aldo Nicolini. Mister, sconfitta per 3-0, cosa è mancato oggi? Direi che il risultato si è appesantito negli ultimi minuti. La partita è stata molto equilibrata, secondo me ci è mancato il gol in più circostanze e potevamo trovare l'uno pari sicuramente, ancora al primo tempo, una traversa, un palo, due pali che sono passati davanti alla linea di porta e purtroppo non siamo riusciti a concretizzare l'occasione. Terzo KO di fila, come si esce da un momento così buio? L'unica strada che abbiamo è lavorare a testa bassa ed è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento. A partire dalla prossima sfida contro la Freedom, cosa si aspetta dalle sue ragazze? Ma sarà uno scontro diretto e quindi dovremo prepararci al meglio. Siamo qui con Caterina Barti. Caterina, un'altra doppietta, oggi era importante vincere. Assolutamente, noi siamo scesi in campo per il risultato, volevamo solo portare a casa la vittoria e ce l'abbiamo messa tutta e siamo contentissime perché la prestazione ha portato il risultato e siamo contente. Ecco. Vittoria che mancava in casa dal 21 di gennaio contro la Freedom, avevi segnato un'altra doppietta, che emozione è ritornare a risultare davanti ai tuoi tifosi e alle tue tifose? Beh, per noi che siamo il Genoa, come per i maschi, anche per noi giocare in casa è un'arma in più e lo dimostrano i tifosi che vengono ogni partita in casa e a volte anche in trasferta. Sono per il Genoa il 12° uomo in campo e per noi sono il motore che ci porta a fare queste prestazioni, a fare quel metro in più, è merito anche loro e per noi la vittoria è fondamentale e soprattutto in casa ancora di più perché per noi è un fortino. Ecco. Adesso la sfida con la San Marino Academy, andiamo a caccia della terza doppietta consecutiva. Andiamo a caccia della vittoria, quello sicuramente, poi quello che verrà sarà più che guadagnato e noi andiamo lì per portare a casa i 3 punti. Non sarà facile perché in questo campionato non bisogna sottovalutare nessuno e sarà tosta, ma noi la prepareremo bene per portare a casa il risultato che è quello che a noi interessa di più.